Rischiare di essere investito per uno scherzo, un gioco, una goliardata, un gesto magari compiuto con leggerezza che però rischia di avere conseguenze gravi. Magari come ha denunciato il direttore di sala di un albergo di Jesolo, che per 2 volte si è trovato una macchina che ha fatto finta di investirlo mentre all'alba si recava al lavoro in bicicletta. Abbiamo preso anche noi dagli organi di stampa questo accadimento, non c'erano arrivate delle segnalazioni dirette, ovviamente ciò non significa che non sia successo, non significa che non porremo la massima attenzione anche su questo fenomeno, ovviamente in concorrenza con le forze dell'ordine. L'invito a tutti è quello di segnalare prontamente agli organi competenti episodi di questo tipo che purtroppo in una città piena, oggi Jesolo conta dalle 180 alle 200.000 persone in città, purtroppo possono succedere anche questi fenomeni. Non sarebbe peraltro la prima volta che a Jesolo chi si sveglia la mattina presto per andare a lavorare viene preso di mira da chi invece sta rientrando dopo una notte di divertimento. È la cosiddetta città fisarmonica, che durante la stagione turistica passa da qualche migliaio di residenti alla popolazione di una città di media grandezza, con annessi i problemi anche di ordine pubblico che questo può comportare. L'importante è proseguire sulla strada intrapresa appunto anche con le forze dell'ordine, che è quella di identificare, segnalare, sanzionare, ma soprattutto allontanare dal territorio con i fogli di via e i DASPO le persone che si rendono responsabili di comportamenti come questo tipo, ancor più odiosi se perpetrati nei confronti di persone che sono qui per lavorare, per fare dei sacrifici e per portare a casa un reddito.